vince l'edizione 2018 di Miss Italia Calabria. La numero 15, Sara Fasano. Sara Fasano rappresenterà la Calabria. Sicuramente è una grandissima emozione, ma soprattutto un grande onore rappresentare la Calabria, la mia terra, Jesolo. Non potrei desiderare davvero emozione più grande di questa. Si è creato un bellissimo gruppo, ringrazio tantissimo tutte le persone che mi hanno appoggiato durante queste selezioni, ringrazio la Carly Fashion Agency e Linda Suriano, che è l'agente regionale di Miss Italia Calabria. Per quanto riguarda il mio futuro, da una parte amo il mondo dello spettacolo, amo la moda e mi piacerebbe tantissimo poter continuare questo percorso e raggiungere un livello sempre più alto. Un'altra mia grande passione però è la medicina, mi piacerebbe diventare un chirurgo. Sono diplomata quest'anno, quindi da pochissimo, e sosterrò appunto il test di medicina il prossimo mese. L'energia in questo momento è concentrata sia su Miss Calabria appunto che su medicina. Cerco di riuscire a fare entrambe le cose e do sempre il meglio di me comunque in tutti e due gli ambiti. Il 3 settembre si volerà a Jesolo insieme alle altre 10 finaliste calabresi che saluto e appunto a cui auguro un grandissimo in bocca al lupo. Il mio obiettivo è quello di portare la Calabria in alto, di portare la mia terra in alto, perché il sud viene spesso messo appunto in secondo piano, ma noi dobbiamo dimostrare che valiamo tanto e che possiamo arrivare davvero in cima, ecco.